discesa da lassù, dal mondo dell'amore. Ricordo di una notte che non finiva mai. Concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Giorni sul lungomare insieme a te, bruciavi più del sole e gli occhi tuoi nel vento come i miei, in cerca dell'amore. Ombre di una pineta e un prato per sognare. Concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. L'estate senza fine poi finì e si gelò il mio cuore. La terra che girava intorno a noi si allontanò dal sole. Ricordo di una notte che non finiva mai. Concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Concerto. Concerto. Buonasera e benvenuti in Casa Piretti, buon venerdì! E sarà un grande venerdì da passare insieme. Buon lavoro Fabrizio, e fammelo dire, Fabrizio, che inizio ragazzi! E questa sera, a parte ci sarà Alessia in questo tempo e poi dovrebbe arrivare la zia Marta, questa sera qui nel mega studio di Lucerna San Giovanni ho tantissimo pubblico, fatevi sentire! Oh! E questi sono applausi veri, mica quelli finti che mettono in giro. Tra un po' vi farò conoscere anche il nostro pubblico, ma adesso vi porto in un brano molto bello da cantare insieme, a mano a mano. Siamo in diretta 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti, tanti saluti. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire.
ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. E a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando la notte, come in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza. E a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte è sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, e neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. E a mano vedrai che nel tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, e torna fedele, l'amore è tornato da te. Tre 48 80 40 254 fotografie, richieste, saluti a me, tra un po' saluti anche ad Alessia Chelucci. Nel secondo tempo Zia Marta, sarà una puntata ricchissima, sono le 20:12. Tra un po' voglio farvi conoscere 3 bimbi che sono fantastici, che sono venuti qui da Torino per vedere Enrico Peiretti, per vedere Casa Peiretti, per conoscere la zia, subito dopo la prossima canzone che cantiamo tutti insieme, perché mi sembra l'altro ieri era il compleanno del più grande di Battisti e lo vogliamo ricordare così. Di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia realtà. Sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu solo sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di
se puoi, con me. Conosci me, la mia realtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu solo sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, la paura di essere preso per mano, che ne sai, l'amore mio. Che ne sai di una ragazza che mostrava tutte quante le sue pene e la sua sincerità per rubare la sua virginità. Sì, tu lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io, Dammi forza, mio Dio, un altro uomo, e nuove notti e nuovi giorni, cara, non odiarmi se puoi. se puoi. Avete cantato insieme a me? Bene, se l'avete fatto, bene, se non l'avete fatto, non importa, l'importante è che siate collegati qui sul canale 13, anche perché adesso vi faccio conoscere Gabriele, Chiara ed Andrea, guardateli qui, ciao, batti un 5, vai, ok, oh, ciao, allora, Gabriele, sei contento di essere qui? Sì, ti devo dire una cosa. Devi dirmi una cosa, allora, dilla di là, verso la telecamera, vieni. Lo sai che questo colore qui è il mio preferito? Questo qui, in televisione lo vedono blu, ma invece il tuo colore preferito qual è? Il verde. Quanti anni hai? 5. 5 anni. Invece Chiara, quanti anni hai e perché sei qui? 9. Perché sei qui a Luserna San Giovanni? Sei partita da Torino per venire a vedere Casa Peiretti, ma ti piace così tanto? Sì, perché avrei un sogno di cantare qui. Vuoi cantare qui? Allora dobbiamo organizzarci, magari nel secondo tempo lo facciamo, sei d'accordo? Invece il mio amico della Juve, Andrea, vieni qua Andrea, vieni. Andrea, sei del Torino da quanto tempo? Da quando sono nato? Quindi da quanto tempo? 8 anni. 8 anni. Voglio capire una cosa però. Chi è il personaggio o la cantante o il cantante che preferite di Casa Peiretti? Zia Marta. Zia Marta, e per te? Zia Marta. Zia Marta anche per te? Alessia. Vabbè, che bello questo, che bello, grazie. Alessia sarà un po' tra qui tra un pochettino. Ragazzi, io sono contentissimo che siete qui. Voi siete felici? Mi fate un bell'urlo se siete felici? Va bene. Sono felici, amici a casa, sono felici. Visto che la tua cantante preferita Alessia, vieni qua vicino a me. Chiara, vieni qua vicino a me. Allora, se la tua cantante preferita è Alessia, adesso la presenti tu. Signore e signori, prossima canzone la canterà Alessia Chelucci. Vai! Signore e signori, la prossima canzone la canterà Alessia Chelucci. E si intitola A casa di Luca. E si intitola A casa di Luca. Anche se qui siamo a... Casa Peiretti. Brava! Allora, prima di salutarvi, so che volete fare dei saluti. Io devo dire una cosa. Nella fine della seconda canzone ho visto che hai fatto così. Forse... Vieni qua vicino a me, vieni qua vicino a mi me. ricordo male, è l'esultanza di Messi questa. Ah sì, mandare i baci e far così. Invece com'è l'esultanza di Ronaldo? Sì, ok. Come mai questa maglietta tu? Vieni Gabriele. Come mai? Non è la maglietta del Toro questa, come mai? No. E che maglietta è? Una maglietta. È una maglietta, è mia, è la maglietta mia. Ok, mi sembra giù, però è la maglietta di me. Regalata.
Te l'hanno regalata. Allora, volete fare dei saluti ai vostri amici che vi stanno guardando a casa? Vai. Io vorrei salutare le mie compagne Bianca, Viola, Clara e anche chi mi sta guardando. Ok, e voi? Tu mi sa che sei un po' una peste, o sbaglio, eh? Sei un po' un birichino nella vita. Ma cosa vuoi fare da grande? I cantieri. I cantieri? Vuoi andare a lavorare nei cantieri o dirigere? Lavorare. Lavorare con la gru, con il camion? Sì. Sì, bene. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel secondo tempo, va bene? Un abbraccio e come detto, ciao! Che meraviglia! E come detto il nostro amico Gabriele, signore e signori, Alessia Chelucci, ciao Anita! Ma buonasera, ma che bello stasera, che movimento questa sera e è che stupendo. piacere avere questi piccoli fans. Esatto. Grazie davvero. Sono venuti coi genitori, ci tengo Non li abbiamo rapiti ci tengo al a dirlo mercato perché- stamattina. Ci tengo a dirlo perché grazie, faccio un applauso io anche ai genitori perché partire da Torino per venire a casa Peiretti è un'emozione. Adesso non è a casa Peiretti, è a casa di Luca. Cantiamo tutti insieme un bellissimo brano della Salemi di Sanremo, probabilmente di qualche Sì, anno fa. Vai. Anni questi, anni passati così, aridi, sterili, vuoti, e l'era delle immagini ci ha rubato il cuore, l'inventiva, le idee, le parole. Oh, certo che provo qualcosa per te, ma dire amore è difficile. L'epoca del tutto ci ha giocato, ci ha stortito il cuore. Siamo isole senza parole, ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare. Ma la sera a casa di Luca che musica c'è, pochi amici a casa di Luca, lo stato ideale, perché ognuno a casa di Luca è nient'altro che sé. Certe sere a casa di Luca facciamo le tre cantando le canzoni. Che belle vibrazioni ancora. Sai che dovresti venirci anche tu, anche se a casa stai comodo, ma questa è un'ora subdolare che ci inchiude il cuore e la vita ad un televisore. Ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare. Ma la sera a casa di Luca che musica c'è, si discute a casa di Luca e non sai quanto fa. Sembra niente invece è importante, ci devi venire. Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare, parte una canzone. Che bella dimensione, ancora possiamo ritrovare. E adesso tutti con noi, col Tudeli! Ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare. Ma la sera a casa di Luca che musica c'è. Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare, basta una canzone.
E buonasera anche a Juanita. Ma buonasera Enrico, buonasera. Ci sta l'applauso, va bene. Ma grazie mille. No, ma troppo bello. No, senti, ma buttiamo giù il Stavo muro. per dirtelo io. Voglio buttare giù quel muro lì. Tiro giù il muro così faccio il bagno living. Sì, facciamo che fare la trasmissione in bagno. Secondo me è perfetto. Uno si sente proprio. Mi piace col pubblico, mi è sempre piaciuto. E poi questi bimbi sono fantastici. Ascolta Juanita, benvenuta. Grazie. Tu che hai più contatti con zia Marta, sei sicura che No, viene, devo solo andarla a prendere perché sai, lei è un po' si perde, quindi la devo andare a anche perché recuperare. due bimbi su tre hanno detto che preferisco zia Marta. Ma ho sentito, vabbè. L'altro bimbo ha detto che preferisce Juanita, se fosse uno che ha detto Peiretti. Il bello dei bimbi, no? Certo. No, vi voglio bene, io vi voglio proprio bene. Dimmi. Cosa? Se le scelte fossero due io arrivavo subito. Grazie Andrea. Sei comunque sul podio. Facciamo così, andiamo a fare un giro ad Alghero, se sei d'accordo, con un brano molto bello di Giuni Russo. Eccola qui. Musica è come musica, il desiderio regno nella mente, parto senza voglia di tornare. Musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirena come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, su spiagge assolate, mi parli in silenzio con languide occhiate. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, le corse sfrenate su moto cromate di sera l'estate. Che scandalo, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Cristalli scintillanti sulla pelle dopo un'ora in un tramonto caldo e mite. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, su spiagge assolate, mi parli in silenzio con languide occhiate. Sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero, le corse sfrenate su moto cromate di sera l'estate. Che scandalo, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. E non glielo dire, no? Ma se gliela canto così. Ma non glielo dire. No, ma sta il televisore acceso. Non si fa. Devi restare qua. Juanita. Resto qua. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Che scandalo, da sola ad Alghero, Alghero. Che scandalo, da sola ad Alghero con uno straniero, è vero. Alessia Cherucci. Grazie.
Grazie, Prego. grazie per queste due canzoni così Sì, al così, brucio. d'amblè, Però una dietro l'altra. sono le 20:31. Io vorrei ancora sentirtene cantare una, se per te va bene. Sì. Poi arriverà qua la zia, faremo delle cose molto carine, perché Giorgia è uscita qualche mese fa con una canzone veramente molto bella, Sì. e quindi ne sto parlando perché sto facendo un cambio di scaletta in regia, Sì. e Fabrizio sta dicendo eccolo lì che mi cambia la canzone. Bravo Fabrizio, sto cambiando proprio la canzone in questo momento, perché la mia la faccio dopo, visto che c'è qua Juanita. Andiamo a cantare Gulp, giusto? Quanto tempo ha? 2 mesi sta canzone? 2 o 3 mesi? Pochi. Però è molto bella, tutta da ascoltare. Siete pronti amici a casa? Giorgia, Gulp, alla voce Alessia Chelucci. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due. Mi hai preso il cuore e me l'hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente, non dire una parola. E non è facile guardare sotto se è troppo alto. E non è facile guardare il buio se il buio è tanto. Perché non vieni a prendermi? Nessuno sa quanto è bella stanotte. Corriamo tutti i pericoli a darci un bacio nel mezzo di un dolmen. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali da sole. Come fai quando piove? Come fai quando piove? Guardo le cose come fossi te, ma quando il sole torna, poi ritorni in me. Stanotte il cuore mi è finito in gola, e quando sei non passa neanche un'ora. E non è facile guardare alto se è troppo alto. E non è facile guardare il buio se il buio è tanto. Perché non vieni a prendermi? Nessuno sa quanto è bella stanotte. Corriamo tutti i pericoli a darci un bacio nel mezzo di un golpe. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali da sole. Come fai quando piove? Come fai quando piove? E io non lo so mai. Quando piangi come mai? Sai, mentirsi è una pistola tra i palazzi della scuola. E non dirmi che non piangi mai con quegli occhi che mi fai. Sai, mentirsi è una pistola, il cuore mi è finito in gola. Perché non vieni a prendermi? Nessuno sa quanto è bella stanotte. Corriamo tutti i pericoli a darci un bacio nel mezzo di un golpe. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali da sole. Come fai quando piove? Come fai quando piove? Se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente. Finisce così, scusami. Finisce così, che non non me l'aspettavo. che non Credevo me ne ci fosse frega ancora, niente, ci via. fosse ancora una frase. Senti, Juanita, io grazie. Prego. Credo che abbiano suonato, quindi vai pure ad aprire. Allora vai io pure ad vado aprire e perché è spero arrivata. che sia arrivata. Dovrebbe essere arrivata qui la zia, però ragazzi, è arrivato il momento a pubblicità, ma non voglio lanciarla così, voglio chiamare qui Gabriele. Gabriele, vieni qua vicino a me, vieni. Gabriele,
Allora, guarda che bel saltino che hai fatto sul palco. Ma non ti piacerebbe da grande fare come Casa Peretti, come Enrico Peretti? Sì. Ah sì, però devi decidere. O andiamo nei cantieri o altrimenti fai Casa Peretti, tu. Cosa preferisci? Casa Peretti. Casa Peretti, mi dice Casa Peretti. Senti, ma prima mi hai detto che, ho detto che dovrebbe arrivare la zia, no? Ma tu mi hai detto che la zia com'è in ritardo, no? E dillo un po', zia Marta, sei in ritardo, vai. Zia Marta, sei in ritardo. Sei in ritardo perché l'inizio di Casa Peretti è alle 20. Facciamo così, al mio 3 lanciamo insieme la pubblicità. Sei pronto? Va bene? 1, 2, 3. Pubblicità. Bravo, mi piace, pubblicità. Devo raccontarvi una cosa bellissima, una cosa particolare che è successa. Quando abbiamo lanciato la pubblicità, i bimbi qui guardano lo schermo e non vedono la pubblicità, perché io nello studio la pubblicità non la vedo lo schermo nero e ci sono rimasti male. Ho detto, ma cosa sta succedendo? Perché? E adesso vi spiego perché. Andrea, Gabriele, venite qua. Loro a casa si divertono quando parte la mia pubblicità a imitarmi, giusto? Mi imitate, ok? Quindi com'è che faccio io? Com'è che faccio? Pronto. 3K, ho bisogno di assistenza. E poi? Poi? Viene fredda, pronto. 3K, ho bisogno di assistenza. Viene fredda. È arrivata, avete visto che è arrivata? Perché adesso vi spiego, loro stanno parlando con me, ma nello studio è entrata zia Marta, la vedo che non mi stanno seguendo, assolutamente no. La presenti tu questa volta, vieni Andrea, vieni. Signore, adesso devi dire esattamente come dico. Signore e signori. Signore e signori. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Bravissimo, lo sai meglio di me. Ok, Madame Nunterek. Quello, bravissimo. La zia Marta. La zia Marta. Eccola qui, la zia Marta, la vostra zia Marta. Fate un saluto. Vieni anche te, Chiara, vieni, perché è arrivata. Ma buonasera. Ecco. Come va? Ecco le Come va? Sì, magari le spalle, Senta, lo le sa spalle che io al vengo pubblico. bene, io vengo bene, qualsiasi modo mi mette, Sì, io ma, vengo bene. sì, ma copre anche i Quindi- bimbi. Si metta sul palco. Sì. Cioè, Allora. 8 anni che fa. Zia Marta, Sì, buonasera, poi- benvenuta. È netto ritardo, netto ritardo. Comunque saluti i suoi fans. Netto, faccia 1 chilo e non ne parliamo più. Allora, loro rimangano lì o come facciamo? Li lasciamo lì? Ma loro sono lì per lei, Ma quindi che bello, li saluti, ma li che bello. abbracci. Ma sì, allora, Fate un abbraccio alla zia per- Marta, un abbraccio alla zia Marta, eccoli qua. Oh, ok. Questo me lo porto via? No, questo no. me lo porto via? No, direi di no. No, assolutamente no. Comunque, ragazzi, avete visto, la zia Marta è arrivata, tra un po' ci farà anche divertire, ma adesso andiamo avanti con la musica, se per lei va bene. O raccontare volevo cantare era per me la musica? No, dica. Niente, io so anche, siccome è appena finito lì Sanremo, no? Sanremo, sì, appena finito Sanremo, sì. Avevo poi anche un pezzettino Ah, perché, da cantare. lei vuol già cantare una canzone di No, Sanremo? come vuole. Resta Chiara, resta Facciamo Chiara. un pezzettino? Lei vuole cantare una canzone di Sanremo? Sì, perché mi è rimasta impressa una canzone, tutte belle, quasi. Vabbè, stendiamo un velo pietoso su questo, però Discutibile, però diciamo che ci canti una canzone. sì, allora io avrei scelto quella lì di Arisa. Sì, ho una anche facile. Sì, Come fa? Solo un pezzettino. Come fa? Vai, attenzione amici a casa, zia Marta che canta Risa, vabbè dai. Di Arisa. Sì, vada, chi se ne frega. Canta zia Marta. No. C'è- Spinga il diaframma, spinga. No, non così perché Così poi è succede, troppo, non succede secondo me è troppo No, così. perché la sostanza è piccola, se poi scusate. evacua delle cose, bravo, togliti da Sì. dietro che non si sa mai. Non si sa mai. Ok. Sono già anche un po' anziana. Vada, che presto che tardi, Allora. dai. C'era una volta una gatta. No, non è una gatta, assolutamente. Come no? Gliel'ha scritta Gino Paoli? Scusa, no, Chiara, vieni qua vicino a me, Chiara. Ma secondo te c'era una volta una gatta? No? No. Ma mi sono Secondo me sbagliata. Chiara la canta meglio. Lei funga da asta. Sì, faccio il fungo io. Funga. Allora faccio d'asta, prego Chiara.
Di Gino Paoli? Non è No. di Gino Paoli. C'era una volta l'oceano, io navigavo con te. C'era la luna nel cielo, una notte che non ho paura nemmeno di me. Ancora. C'era una volta l'oceano, io navigavo con te. C'era la luna nel cielo, una notte che non ho paura nemmeno di me. Molto più brava della zia, complimenti, complimenti. Molto, molto più brava della zia. Venga, venga. Sono commossa! È Sono commossa! Perché a me queste cose mi prendono! Poi le succederà anche a lei da una certa età in Sì, poi sì. si commuove per qualsiasi cosa! A Ma proposito, sto cantiere poi lo chiudiamo, c'è un sacco di fili qua! a proposito di età, Sì. prossimo brano è di G D'Alessio, parla proprio di questo, del cammino dell'età. E fa così. Lei sta qui? No, no, vado! No, no, resti. Si comincerà quando il seno crescerà a sentire dentro il cuore un altro battito e si perderà per un bacio dato già con la voglia di giocare con le bambole. Cambierà il sapore delle lacrime se promette poi non ti telefona e la vita sembrerà una nave già affondata per metà. E ti inventerai quella solita bugia di dormire a casa di un'amica al sabato, quando insieme a lui fino all'alba resterai per scoprire dove nasce il primo brivido. Guarderai le stelle mentre cadono, quanti desideri avrai da chiedere, la tua penna scriverà quello che succederà sulle pagine invisibili dell'anima. Ti regalerà dentro il cammino dell'età una spiaggia dove il sole il giorno dopo arriverà e ti stringerà d'inverno dentro un cinema in città. All'uscita della scuola tutti i giorni aspetterà. Ti regalerà dentro il cammino dell'età un vagone tricolore, per un anno se ne andrà coi capelli un po' più corti. Quando lui ritornerà sarai pronta a far l'amore, questa volta non soltanto per metà. Ci saranno crisi da difendere, colpa di un'amica troppo stupida, e se lui non chiamerà il tuo orgoglio piangerà sulle pagine invisibili dell'anima. Ti regalerà dentro il cammino dell'età 2 parole senza cuore, quella storia finirà e ti sentirai morire per le cose da te già, dove poggerai lo sguardo tutto gli assomiglierà. Ti regalerà dentro il cammino dell'età quella
adesso andiamo a leggere. Mi è piaciuto. Ti regalerà. Ti regalerà. Ma è il Ti mio, regalerà. è il mio modo di esprimermi. Allora, prima di leggere i messaggi, volevo dire che questa settimana ho lavorato per lei, no? Oh, strano ma vero, sì, ha lavorato per me. Perché praticamente ho sentito che il governo fa di nuovo dei bonus governativi. Non so se ne ha sentito parlare, no? No. E questa volta serve per ristrutturare gli ambienti, quelli interni. Bene, E quindi... siccome qua secondo me ci sarebbe bisogno un attimino Ma perché? di Ma non è vero. ristrutturare, rimodernare, Non è eccetera. vero, ma quindi... Allora ho fatto tutto, io ho già anche firmato, ma ho chiesto ma lei esattamente che cosa vorrebbe cambiare? E io ho detto il conduttore. Ma Per il resto è tutto a posto, va tutto bene così. Sul conduttore avrei qualche cosina da... Fabrizio! Messaggi! Esatto! Perché? Ma perché? Ma perché sempre contro di me? Ma perché? Siamo in due, veda lei. Veda lei. La mia bimba Matilde adora la zia Marta ed Grazie. Enrico. Siete molto bravi e simpatici. Ottima la regia, buon weekend a tutti. Grazie Matilde! Grazie! Devo Matilde. dire che però questa cosa mi stupisce. Il personaggio di zia Marta è amato tantissimo dai bambini ed è una cosa strepitosa. Grazie zia. Piaccio! Lei sì, è vero. Piaccio ai bambini, agli adulti, tutti. Serata super divertente. Grazie a zia Marta. Dani d'Alessandria. Grazie, Dani! Grazie Dani. Anche io volevo salutare poi i miei compagni di scuola, come ha fatto Chiara, Subito dopo, buonasera a tutti voi amici di Piretti, ciao Alessia, ciao Enrico. Stasera purtroppo sarò costretto a vedere metà Casa Piretti perché alle 20:45 c'è la partita tra Napoli e Torino. Quindi guarderò domani da YouTube. Vi auguro una buona serata. Enrico da Collegno, grazie Enrico, grazie mille. Aggiorniamo anche il punteggio, vediamo un po' come siamo. Vabbè, sempre uguale, sempre come siamo partiti. E quindi buonasera e buon weekend a tutta Casa Peretti, Enrico e Andrea di Borgo Manero. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea. Manero. Ciao grandi ragazzi, che coppia stasera a Casa Peretti. A proposito Enrico, ci sono novità sulla mia richiesta per i Beehive? Sì, ci sto a passare le ore. Le ore, arriverà. Un abbraccio alla mitica zia Marta e a te. Buon weekend Maria da Torino. Grazie Maria. Maria. Grazie. E poi... Ci sta lavorando o no? Sì, ci sto lavorando, non è mica facile il Beehive. Buon weekend raga, buonasera simpaticissima zia Marta, ti mando tanti bacioni, oni. Da pochi passi dal lungo lago da Intra, bello il Bello, grazie. Il lungomare, il lungo lago di Intra. Ciao Enrico, un abbraccio e buon weekend a tutti. Silvia da Motta Alciata. Che poi è facile, Beehive, faccio io se vuoi. No, lei non può. Baby. Quella no? No. Enrico e Casa Peretti, una grande sicurezza per finire la settimana. Un abbraccio a Alfonsina e Germano. Grazie Alfonsina, grazie Germano. Già. Grazie di cuore. Buonasera Enrico, buonasera zia Marta. Questa sera cena a base di 2 toast. Uno farcito con la musica di Enrico e uno farcito con la simpatia della super zia Marta. Per dolce un'ora di Casa Peretti. Bravi, Grazie. un abbraccio da Stefania Rondissone. Che bello questo massaggio, che grazie, bello. grazie. Che bello, anche perché 2 toast vuol dire che uno mangia anche cose leggere, perché noi siamo leggerezza. Oh, ciao ragazzi, mi farebbe piacere ascoltare Stai con me, Tris e in più Gongola o Invisibile, chissà come mai. Grazie, Milena. Vabbè, Stai con me di chi? Non lo so. Ma stai con Vabbè. me? L'ho fatta di recente, Stai con me, quindi siete fantastici e ci fate vivere in allegria e spensieratezza utile in questi momenti. Viva l'allegria e la musica. Post scriptum PS. Puoi cantare Per sempre sì di Sal Da Vinci, grazie in anticipo da Tina da Torino. Guarda, l'abbiamo fatta 2 giorni fa, credo. 2 giorni o ieri, non mi ricordo più. L'abbiamo fatta 2 giorni fa, l'ha fatta Valentina, la puoi trovare sul nostro canale YouTube. L'ha fatta Valentina, l'ha fatta anche molto bene, quindi un piacere andarla a riascoltare. Ciao Alessia, ciao Enrico, ciao zia Marta, da Elena. Ciao, cara Ma Elena. Alessia non viene per il finale? No, sta preparando cena. Sta preparando cena. Dai che è venerdì, dai che c'è Casa Peretti. Grande Enrico, sempre sul pezzo. Un grande abbraccio a te, Alessia, zia Marta, i suoi ospiti in studio, Fabrizio in regia e tutti quelli che seguono quest'ora di pace e musica. Saluti al mio ex collega Bruno di Rossana che, come me, ti segue sempre. Amiamo la musica, amiamo cantare e sentir cantare. Quale posto migliore per ritrovarci? Casa Peretti. Buon weekend da Roby75. Grazie! Grazie.
Grazie Roby. Che bello questo messaggio, grazie Roby. Sì, ma scrivi anche un po' meno. Ma no, lascia, a me fa piacere il messaggio lungo perché lascia. entri nell'anima e mi piace, bravo, lascia sta cosa di zia Marta. Ciao Enrico e benvenute alle bravissime Alessia e zia Marta, buon weekend a tutti, Massimo da Venaria. Grazie caro Massimo, vedi conciso e Ma voilà. cosa c'entra? Buonasera amici Casaperetti, complimenti per l'ennesima puntata densa di emozioni e grande musica. Vorrei dedicare una canzone a Lady Chelucci e tutte le donne in occasione dell'8 marzo. Lascio a te la scelta, buon weekend Edo. Ma sì, io ne ho scritta una su quello, però forse non è tanto da dedicare. Vediamo cosa succederà l'8 marzo. Ciao Casaperetti, buona serata, bravissimi come sempre Michela da Torino. Grazie che non manca Michela. mai. Grazie Miki, grazie. Ricordo che sto lavorando per un gioco nuovo, Tenetevi pronti. Verso aprile, forse anche un po' prima, o forse un po' dopo, non lo so. Ciao Casaperetti, ciao Enrico. L'importante è essere chiari, arrivare proprio. Ciao Casaperetti, ciao Enrico Peretti, ciao Alessia Chelucci. Buona serata e buon weekend a tutti voi. Da Antonio Primiceri Rivalta. Grazie Antonio, grazie. Ciao Antonio, grazie. Grazie. Buon fine settimana e buon weekend. Non smetterò mai di elogiare Alessia per la sua zia Marta. Bravi e tutte e due. Lilli da Rorà. Grazie Lilli, grazie. Grazie Lillina, grazie. Grazie. Ciao Enrico, ciao zia. Ci potete salutare i nostri cugini Giorgina ed Edo, tutta la family dei cuginetti. Ciao Giorgina, ciao Edo, ciao family. Ciao, grazie. Un abbraccio. Viva la coppia d'oro di Casaperetti. Buon fine settimana amici. Giovanni e Silvia d'Alessandria. Grazie Giovanni, grazie Silvia, grazie mille. Ci sono tanti messaggi da veloce. Ciao Enrico, ciao Alessia. Fine settimana straordinario, bellissime canzoni, bravissimi come sempre voi. Luciano di Brandizzo, ciao Luciano, grazie mille anche a te. Grazie a tutti voi. Altro messaggio, vai regia. Bravi e belle canzoni, ben eseguite, lo dice Luciano. Grazie Luciano. Grazie Nini. È il nostro Guitarman. E poi. Il programma di Peiretti è innovativo, rappresenta il futuro della TV. Grazie per la sua autenticità e onestà nel rappresentare la realtà, anche quando non riesce perfettamente. È un esempio di come si possa essere sinceri con il pubblico ed è già un passo avanti rispetto alle altre trasmissioni. È esattamente la TV del futuro che stiamo aspettando. Bravi Stefano da Via Felice. Wow, che bello! Me lo tatuo sto messaggio, me lo tatuo. Sì. Grazie Stefano, grazie. Io lo tatuo io. Wow, magnifico inizio trasmissione. Ciao ragazzi, ciao zia Marta, forte come sempre. Ciao Enrico da Tino e Betta. E una dolce sorpresa Chiara, è arrivato anche il messaggino per Chiara. Grazie. Nel frattempo dai tutti sul palco, tutta la family sul palco. Vada zia Marta, anche lei. Io finisco il messaggio. Ciao zia Marta, ciao Enrico, grazie come sempre della compagnia. Buon fine settimana Simone e Luca. Letizia ti ringrazia per il cammino d'età. Grazie Letizia. Ciao Simone, ciao Luca, grazie mille. E poi andiamo avanti con ciao Enrico, ciao zia Chia Lamberto, sempre presente. Buon weekend, alla prossima settimana. Ci vediamo lunedì ragazzi. Lunedì sarà un'altra grande puntata da vivere insieme. 50 minuti di musica dal vivo. Ciao Enrico, ciao zia Marta, buon fine settimana. Vito da Torino, grazie Vito. Ciao Vito. Ciao Torino, grazie mille. E poi auguri a tutte le donne per domenica. Toto da Muraki, ciao Totò o Toto che sia, grazie comunque. Grazie per questo messaggio e tanti auguri a tutte le donne. Sono le 20:58. Io voglio ringraziare il pubblico di questa sala. Fatevi un applauso perché siete stati meravigliosi. Grazie alla zia Marta. Ma niente, si sposti. Ma che si sposti? Io mi devo passare. Ma cosa fa? Guarda. Avevo un piccolo pensiero per i bimbi. Ha un presente, ha un cadeau. Un presente, un cadeau. Sono i cosi qua, i portachiavi. I portachiavi della zia Marta. Ne facciamo vedere uno in trasmissione. Per papà mi è rimasta solo la dentiera. Non ho altro. Fanne buon uso, Ecco, voilà. Questa è Casa Peiretti. Noi siamo così. Ma questa sera voglio chiudere con il mio amico Gabriele. Gabriele, vieni che chiudiamo insieme la trasmissione. Allora, devi dire ciò che dico io, Se volete, Casa Peiretti finisce qui. Devi ripetere, Casa Peiretti finisce qui, vai. Casa Peiretti finisce qui. Se volete rivedere questa puntata, allora facciamoci aiutare da Andrea. Se volete rivedere questa puntata, tra mezz'ora sul canale 83. Tra mezz'ora sul canale 83. Altrimenti seguiteci su YouTube. Sul nostro canale di Casa Peiretti. Ragazzi, io vi ringrazio per di più. È stata anche un'emozione perché io e Elisa abbiamo fatto tutte le scuole insieme. Non ci vediamo da 20 anni e grazie a Casa Peiretti ci siamo rivisti, rincontrati. E quando mi hai scritto sono Elisa ho detto questa è la magia
di quella telecamera, la magia di uno studio televisivo e la magia della televisione, la vera magia. Rincontrarsi, volersi bene, cantare insieme. Grazie a tutti, è stata una serata stupenda. Cioè io faccio le cose eleganti, simpatiche, romantiche, questa proprio... Vabbè.